imponente, l'ostacolo numero 5, che è però il sesto del percorso, e adesso dopo anche bene alle tavole l'ultima difficoltà, e purtroppo avete visto come è partito da lontano il cavallo. Se si è potuto apprezzare questo, è un errore del cavaliere. Guardate come è partito molto lontano nella parabola dall'ostacolo, e allora si è dovuto proprio allungare il cavallo, non ce l'ha fatta a salire, si è un po' schiacciato e ha tirato giù l'ostacolo, quindi anche per lui un 8 penalità in totale e niente da fare. Adesso rivediamo con molto piacere Manuela Bedini. Abbiamo parlato un attimo fa di lei e del suo desiderio di San Benedetto. Lei parte in settima posizione con 3 3/4 per quel rifiuto che abbiamo visto prima. Il cavallo proprio era un po' svogliato e ha girato sulle tavole. Adesso questo ostacolo non c'è più, vediamo come farà il suo percorso. Anche per lei la necessità di fare un bel netto. Manuela, lo ricordiamo, su questo stesso prato vinse per la prima volta per un Amazzone il titolo italiano 2 stagioni fa, e lo presentammo in quell'occasione proprio in una delle nostre momenti di grande equitazione su Telemonte Carlo. E adesso affronta il muro. La Bedini molto carica e sicura, ritorna alle gare, doveva iniziare con punta ala come lei fa di solito, ci ha detto prima, ma quest'anno punta ala è stata annullata, per cui si è trovata un po' a riprendere direttamente qui dalla Bagnaia. Ci è sembrato però in grande forma, grande condizione. Speriamo bene per questa ultima fase. Ha rischiato un po' sul largo, ancora oscilla la tavola. Adesso ultimo ostacolo, e peccato anche per lei, 7 penalità e 3/4 anche per lei. Quest'ultimo ostacolo è traditore, direi che però, se possiamo dare una scusa per quelli che hanno tirato giù questo ostacolo, se c'era più errore da parte del cavaliere prima, lo è meno per Manuela, ed è proprio la posizione. È un ostacolo in bianco e giallo, non si vede molto, ed è proprio sul sole che sta molto basso sull'orizzonte. Vedete anche dal colore, dalle ombre sul viso del pubblico come il sole si abbassa. Adesso questa è una panoramica su questo splendido impianto ancora rinnovato per il 1996. Ogni anno è stato sempre di più sistemato, adesso è veramente diventata una presenza importante nel calendario italiano, quello della Bagnaia, e ormai arrivano da tutta Italia gli spettatori per questi 3 giorni equestri in terra di Toscana, che veramente è un'occasione per fare anche una vacanza turistica. Da queste parti ci sono delle cose magnifiche, splendide da vedere, e naturalmente per chi ama la buona tavola anche da mangiare. Allora adesso andiamo a seguire il prossimo concorrente, Marco Marmon, So Victor. Marco Marmon è il primo concorrente netto sul primo percorso. Giovane Marco, e Lucia credo che abbia qualcosa da dire su di lui ancora. Sì, sicuramente è un cavaliere giovane che ha ottenuto in 2 stagioni diverse affermazioni, ha partecipato ai campioni d'Europa giovani cavalieri, poi ha deciso di non dedicarsi come professionista all'attività di cavaliere, ma di coltivare, c'è un errore, di coltivare gli affari di famiglia, per cui ha un po' rallentato i ritmi con cui frequenta queste gare, però tuttavia molto competitivo sempre in qualsiasi gara si presenta. Ha partecipato qualche settimana fa all'Oxy di Pinerolo, provincia di Torino, dove ha ottenuto ottimi piazzamenti in Gran Premio. Sì, undicesimo, e qui ha migliorato, perché tra l'altro qui è almeno per adesso è entrato nei primi 12, ma crediamo che se manterrà un solo errore si dovrà classificare sicuramente molto meglio. Speriamo per lui. Bene, allora ancora alle tavole, quindi male che vada farà 8 penalità, ma speriamo di no, e così è infatti. Quindi 4 penalità, si porta allo stesso livello di Jerry Smith e di Eras Rob. Poi vedremo il tempo, sarà sicuramente riferito alla prima manche, e quindi dovrebbe essere per lui una 6ª posizione. Allora adesso Michel Robert, un altro percorso netto, un altro grande cavaliere. Abbiamo detto quante
belle prestazioni ha fatto qui, 2 primi posti, 2 secondi posti e un terzo posto. Credo che di meglio non avrebbe potuto fare il cavaliere francese, il 49enne cavaliere francese, ormai una pietra miliare nel panorama equestre transalpino, ma direi anche un grande cavaliere che apprezza molto l'Italia e direi che non manca mai agli appuntamenti che si svolgono nel nostro paese. Sicuramente partirà all'attacco Michel Robert di questo Gran Premio, è un'occasione molto ghiotta per lui, ha dimostrato di essere in grandissima forma, come hai detto tu, in questo internazionale, per cui credo che stia molto attento a non commettere errori. Ricordo però anche il tempo, che è di 60 secondi, il tempo limite, per non commettere errori deve comunque mantenere una cadenza abbastanza elevata, è 400 metri al minuto, e quindi è 400 metri appunto il percorso, non può certo stare troppo a, come dire, a misurare questo percorso. D'altronde anche un piccolo supero del tempo lo porterebbe fuori da un eventuale barrage per un doppio netto. Vediamo ancora, peccato, ha tenuto forse un po' troppo il cavallo prima nella girata, non gli ha dato forse, non gli ha fatto vedere forse a sufficienza l'ostacolo. Quindi 4 penalità e anche Michel Robert, come prima Marco Marmon, va tra i concorrenti che comunque non terminano con un doppio netto. Adesso siamo agli ultimi 4 concorrenti, gli ultimi 4 netti. Adesso andiamo a vedere Filippo Moyerson con Loro Piana Duganò, questo grande binomio, mentre abbiamo visto ancora in un momento di rallenti la prova di Michel Robert. Sicuramente Filippo parte con un po' più di tranquillità adesso che ha visto che Michel Robert ha commesso un errore, perché sicuramente l'uomo da battere in questo Gran Premio fino a questo momento era Michel Robert, per cui un motivo in più per fare bene per Filippo Moyerson, che sente un po' allentata la pressione della concorrenza in questo momento. Allora ecco qua, ostacolo numero 1, anche noi lo seguiremo quindi con molta attenzione. Il cavallo vedi, ha tentato quasi di essere un po' distratto, ha sfiorato infatti il primo verticale, deve entrare un po' anche lui, come dire, in partita. Sì, anche se è un cavallo veterano, per cui può essere beffardo, cioè può sapere bene su che ostacoli risparmiare le fatiche per poi esprimersi al meglio sulle parti più difficili. Questo è un cavallo molto particolare, sicuramente è un cavallo molto amato in Italia perché è molto spettacolare il suo modo di saltare, si è fatto molto amare, sicuramente il beniamino di tantissime persone in Italia. Sì, arriva sull'ostacolo molto raccolto e poi schizza veramente con grande agilità. Direi in grandissima forma Filippo Moyerson in questo concorso. E va bene così, primo doppio netto della giornata per Filippo Moyerson e Loro Piana Duganò, una soddisfazione che ha fatto subito così impazzire di gioia il pubblico, ma non è finita qui. Adesso il duro viene adesso, perché uscito Filippo Moyerson, che per adesso è in testa alla classifica provvisoria, entra Leslie McNaught-Mandley. Leslie, nata McNaught, amazzone britannica, poi già da diversi anni sposato uno della famiglia Mandley, quindi è entrata nella grande famiglia equestre dei Mandley svizzeri, e quindi gareggia per la Svizzera. Dicevi che gli svizzeri hanno queste 2 grandi famiglie, una è quella dei Mandley e l'altra è quella dei Melling. È una forse particolarità dei Fuchs, ma dello sport equestre, di avere queste piccole famiglie che vagano e che ottengono grossi successi a livello internazionale. Noi forse siamo abituati ai fratelli a Bagnare e più in là di questo non andiamo, però all'estero è molto comune che ci siano appunto queste grandi famiglie in cui c'è la moglie, come i Whittaker, che sono 2 fratelli, e poi la moglie di Michael Whittaker, Veronique, monta anche lei, insomma è abbastanza comune all'estero, ci sono queste vere e proprie dinastie. Ecco, in Svizzera i Fuchs con Thomas, Marcus e tanti altri, e poi i Mandley abbiamo visto qua, poi lo vedremo tra poco anche il cognato. Allora vediamo Leslie McNaught che monta Dilano, un
cavallo che abbiamo già visto in Italia in tante occasioni. Cavallo peraltro che montava proprio la Renata Fuchs, un cavallo che aveva Renata Fuchs e che però ha smesso di gareggiare ad alto livello, per cui probabilmente l'ha ceduto alla